Combattenti! Sacra infezione D. Questura di Milano, ufficio prevenzione generale, dallo 27458/98 al 27938/04 e poi 27938/04, pagina 14, stemma della Repubblica Italiana, naturalmente, carta intestata. Procura della Repubblica, ecco, presso il Tribunale Ordinario di Milano. Oh Madonna! Iscrizione a modello 21 con assegnazione ordinaria in via automatica. Qui l'informatizzazione c'è. Si dispone l'iscrizione a modello 21 e l'assegnazione ordinaria in via automatica. Natura, data di acquisizione e provenienza della notizia. Nota CAT seconda 2004 del Commissariato di PS di Milano, Porta Genova, qui pervenuta in data 16 giugno 2004, con la quale si trasmette querela sporta il 4 maggio 2004 da Corriero Francesco, nome e cognome, qui c'è nome e cognome, contro Berlusconi Silvio, Napoletana Giorgio, contro Giuliano Turonna, contro Stefano Maria Pieciverdi, contro Livia Pomodoro, contro Paolo Scarpis, no, contro il solito Russo Angelo, nonché copia del contratto di locazione. Oh, finalmente si sente parlare di sto contratto di locazione. Ma stipulato tra i due suddetti chi? Il nome e cognome ce l'ha quella. Per la stipulazione del contratto il nome e il cognome ce l'hanno tutti e due. Vabbè, tra i due suddetti in data 30 aprile 2004. Persona sottoposta alle indagini. Che? Berlusconi, Napoletano, La Russa, Maroni, no, Dell'Utri, no, Russo Angelo, ecco, nata a Piazza Armerina N il 12 aprile 1948, residente a Milano, via Ciampellino 48, ecco, tutto 48. Qualificazione giuridica, data e luogo del fatto. Articolo 368 CP. Commesso in Milano il 4 giugno 2004, data della denuncia querela a firma Russo Angelo e a carico di un non meglio precisato signor Francesco. E me dice che si chiama Corriero Francesco. E precisa tu, no? Se quello non lo sa, se gli aveva detto solo Francesco. Tu sai che si chiama Corriere, scrive signor Francesco che corrisponde a Corriere. No, vabbè, andiamo avanti. Articolo 612 CP, commesso a Milano il 4 maggio 2004. Persona offesa, Corriere Francesco. Sa, ma chi è la persona offesa? Bah, vabbè. Poi continua. Si dispone altresì l'unione al procedimento penale numero 45918/04 modello 44 ignoti, già iscritto a carico di ignoti, appunto, in data 10 giugno 2004, nel quale Russo Angelo risulta come persona offesa, con assegnazione di entrambi i procedimenti al medesimo magistrato. Poi a mano ha scritto, anzi, dice, non essendo possibile una formale riunione, ma non è possibile, si dispone che il fascicolo numero 45918/04 mod 44 sia assegnato allo stesso magistrato per gestione congiunta, e non è la stessa cosa.
comunque se siamo ignoti, ma andiamo avanti. Il procuratore della Repubblica aggiunto, dottor Giuliano Turone. Firma Giuliano Turone, appunto. Ma questo PM è sovversivo o è un dottor Giuliano Turone che denuncia i PM sovversivi? Andiamo avanti. I commenti sotto il video di ieri o di un altro giorno. Ecco, bene. Ecco, PM sovversivi. Ecco i nomi. Dice, finalmente, dice, viva Berlusconi! Altra voce dice, infame! Viva Berlusconi o infame? È un eroe o è un infame? Facciamo un sondaggio. Berlusconi, 1 è un eroe. Berlusconi, 2 è un infame. Ecco, chi vince? Andiamo avanti. Notizia. Bologna, un neonato muore di freddo per strada. Il comune. Che dice il comune? Dice, la madre aveva rifiutato gli aiuti. Commentino. I servizi sociali aveva rifiutato i servizi sociali, gli aiuti dei servizi sociali? Dice, come tutte le istituzioni, i servizi sociali, come di malfattori. Dice, meglio sfidare la sorte che buttarsi in bocca al mostro. Dice, Bologna apprende da Milano cuore del mondo. Letizia Moratti. Quella insegna, forum la polizia e il cittadino. Dice, l'argomento o il messaggio che hai chiesto non esiste. La Madonna, come non esiste? Ma c'era, prima c'era. Commentino dice, gli eroi senza macchia né paura, fra cui Paco Tom. Sì, va in volante, in carrozzella, non lo so, come Bellonda, la carrozzella, fra cui Paco Tom, coraggiosamente, arditamente, sfidando la sorte, rischiando la vita, cancellano. Ecco, libera informazione, libera cancellazione. PM sovversivi? Ecco i nomi, finalmente. Viva Berlusconi! Altra voce dice, infame! Sondaggio. Berlusconi fa i nomi dei PM sovversivi. Berlusconi è un eroe. Berlusconi è un infame. Esprimersi, votare è un diritto, un dovere, una testa, un voto, eccetera. Il più amato dagli italiani. Dice, son io. Dice, chi l'ha detto? Dice, Marco Travaglio. Dice, Marco Travaglio dice, io sono il più amato dagli italiani. Ma allora dice Marco Travaglio che fa i nomi dei PM sovversivi. Ma il cavaliere furioso. Chi è il cavaliere? Il cavaliere chi è? Il cavaliere furioso. Commentino dice, cavallina storna, che portavi colui che calpesta i PM. PM che vuol dire? Ma dice, forse pidocchi malefici, forse. La compagnia degli uomini, il trailer, dall'11 gennaio 2011 al piccolo teatro Grassi. Rispostina, Sacro Italia numero 1, cominciare da qui, tutto il resto è fuffa, è rumenta. Dice che ha mandato il messaggio, il messaggio è in risposta appunto il video Sacro Atto Italia numero 1, buon Natale. Dice, Angelo Russo, appena mi capiti a tiro, ti colpisco con un Duomo di Milano in miniatura. Dice, o forse è meglio il Tribunale di Milano o il Weiland Terlizzi Gas Impianti in miniatura. Chi l'ha detto questo? Laura Tragni, un anno fa.
capito? Ah, dice, lo disse molte ore prima dell'entrata in scena del famoso, infamoso, benedetto, maledetto Tartaglia. Però, no comment. Dice, Laura Tragni travestita da Tartaglia. Passiamo avanti, dice, è Umberto Bossi che, insieme a Berlusconi, decida chi fa il sindaco a Milano. Commento, dice, decidono il Merluzzo, padre del Trota, e il Tonno, padre del Merluzzo. Dice, la moria di pesci non tocca la specie Golia. Ma che vuol dire? Ma, Maria di pesci e uccelli. Dice, sono i trovatelli d'Italia, da uccelli di Hitchcock a uccelli di Icaro. Sono i trovatelli d'Italia, da pesci tamburo, Grancasse a pesci carcassa, sono, eccetera. Dice, il CD numero 10 dedicato a Camcin. Camcin, dice, dell'Amazzone guerriera, c'ha anche l'espressione, il portamento. Però un altro amico, dice, siamo a 48, numero perfetto. Un 48, no? Ultima chiamata al buonsenso per giudici e operai. Che c'entrano gli operai? Per giudici e operai di Alessandro Sallusti. E chi è? Dice, un direttore del Il Giornale. Commento, dice, per loro i giudici sono saggi, intelligenti, solo si accontentano il Berlusconi. Trovatelli d'Italia in genere. Berlusconi farà i nomi dei togati balordi, ma solo se gli negheranno lo scudo, le caramelle, giusto? Ecco, dice, speriamo gliele neghino, ma anche se fosse, dice, tranquilli, Berlusconi non parlerà, farà il pesce. E si dice, perché lui non è un infame. Allora è giusto, certo, se parla è un infame. Però se non parla, a Boccassino lo mette in galera. Vabbè, affari loro. Contrada, chi è sto Contrada? Contrada, dice, giudici, non collabora, domicilia. L'avvocato, dice, non può pentirsi perché è estraneo ad accuse. E certo. Dice, se è così, perché l'avvocato non si dà da fare per mettere sotto torchio i giudici? Dice, nel nostro caso i togati d'Italia collaborano, che è un piacere. Dice, ma non si pentono, loro devono riuscire nell'intento di uccidere del tutto le vittime prescelte. Coraggio, forza, costanza, i togati d'Italia for president. Dice, lo sono già, dice, napoletana, hanno fatto un capo napoletano, poi ci fa lavare, presidente, sono già. Napoletana, dice, napoletana, dice, è un presidentissimo. E la più amata dagli italiani è napoletana, capo di Italia e a capo dell'anti-Italia. Di Italia, e cioè, appunto, di Italia. Dice, Criceto brondola sempre, dice, pretende che sia lasciata in pace. Dice, la Santissima Mortizia d'Italia, dice, ci guarda dall'alto. A Milano i questurini d'Italia ti piombano in casa, ti ammazzano e poi ti querelano. A proposito, ma cosa ci faceva il 118 in Giambellino 48 in data 29 settembre 2004? C'era anche il 113 e c'era pure il Conatino, il Ruscio Silvio Biascio. Cosa ci facevano?